Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trantino. Buon pomeriggio. Benvenuto e bentornato. Allora, oggi subito, intanto i numeri li vedete sul lato destro dello schermo e poi vi dico solo la mail, ve la ricordo, sicilia24focus@telecolor.it. Le vado subito a una sua impressione, perché adesso Catania e Palermo sono tornate vicino, perché sul fronte dei trasporti ferroviari è stato attivato il doppio binario sulla tratta Bicocca Catena Nuova, e questo significa che da domenica, se non sbaglio, Catania e Palermo sono di nuovo collegati col treno. Sì, assolutamente, questa è la notizia importante, perché poi sui tempi di percorrenza si risparmiano 8 minuti, ma chiaramente sono un buon inizio rispetto a una idea progettuale che prevede un sempre più progressivo avvicinamento delle due città principali della nostra regione. Come osservavo questa mattina, riuscire a immaginare di percorrere nel 2030, quando l'intera rete sarà completata, Catania-Palermo in 2 ore, probabilmente rivoluzionerà il nostro modo di intendere il raggiungimento del capoluogo regionale, perché faremo a meno dalla macchina, potendo prendere un treno che, oltre a farci risparmiare anche un po' di minuti, soprattutto in considerazione dello stato della nostra autostrada, ci permetterà di trascorrere quel tempo nel treno con maggior relax, senza stressarci, magari leggendo un buon libro, guardando questi meravigliosi panorami della campagna siciliana che subito evocano suggestioni letterarie. Quindi tutto è nel senso di una nuova idea di mobilità che finalmente si sta sviluppando con molto ritardo, lo ricordiamo, perché non voglio neanche che poi si passi per coloro i quali sono stati colonizzati per anni, si accontentano del fatto che finalmente si sta realizzando un'infrastruttura così importante, però la sinergia fra Regione Siciliana, fra gruppo RFI, fra governo nazionale, tutti quanti gli enti insomma interessati hanno risposto all'unisono e in tempi certamente più celeri del passato, e questo ha consentito di consegnare oggi questo primo tassello importantissimo, anche perché, come lei diceva giustamente, non dimentichiamoci che fino adesso per il mancato completamento il primo tratto doveva essere percorso in autobus, invece adesso si può tornare a percorrerlo in treno. E poi il progetto comprende anche Messina, naturalmente, quindi è naturale. Leggevo oggi tutto insieme dovrebbe essere 3 ore, quindi facendo, diciamo, la triangolazione in 3 ore. Assolutamente sì. Io ne ho approfittato anche per cominciare a parlare di scenari futuri, perché sapete, l'abbiamo detto più volte, quanto io tenga al nodo Catania e quindi all'interramento della stazione centrale, dell'intera rete ferroviaria, per restituire al waterfront catanese il tratto di costa che è stato sottratto dal 1860 con la realizzazione della ferrovia. Abbiamo oggi discusso con il presidente di Italfer e con il presidente del gruppo RFI, proprio perché si faccia più presto un incontro per portare avanti quest'idea che prevede l'approntamento di un dibattito pubblico preliminare poi al reperimento dei fondi per completare prima il progetto e poi realizzare l'opera. Parliamo tempi lunghi, nessuno pensi che sia una cosa che si fa da oggi a domani, ma bisogna pur cominciare muovendo un passo. Intanto da domenica Catania e Palermo di nuovo collegati in treno. Ci spostiamo in città, domani alle 10:30 si inaugura la piazza Turiferro, a pochi passi da Corso Sicilia. Siamo nel cuore del centro storico, lì c'è un'area verde pedonalizzata, tra l'altro particolarmente interessante. Le sue impressioni, sindaco? Ma guardi, io sono molto contento di quello che faremo domani, perché noi stiamo riqualificando un'intera area, non solo Piazza Turiferro che consegneremo alla città domani, ma anche Corso Sicilia, Piazza della Repubblica. Verrà tutto meraviglioso. Se uno vede le fotografie di come era prima. Eccole. Queste sono quelle di oggi. Se uno vede le fotografie come era prima, quindi un parcheggio, lo stiamo vedendo qua, caotico, disordinato, fonte di degrado perché con molti parcheggiatori abusivi, adesso invece è venuta una delle più belle piazze catanesi. Rivediamolo un attimo, se la regia è d'accordo, un momentino ci godiamo. Ecco,
Questo qui è proprio l'area verde pedonalizzata, domani sarà inaugurata, 10:30 faremo naturalmente un servizio poi. Ed è stato fatto secondo un'idea progettuale che stabilisce nel devamping l'obiettivo principale. Devamping significa la creazione di una condizione che diminuisca il surriscaldamento dell'aria, e quindi con tutta quell'area verde ci sarà certamente una percezione di temperatura inferiore rispetto al consueto. In più ci sono anche dei nebulizzatori per le giornate più calde. Credo che sarà una cosa che piacerà tanto. Bellissimo, quest'estate, come si dice, ne pigliamo frisco. Ne pigliamo frisco. Andiamo lì, piazza Turiferro, ragazzi. Intanto siamo un centro storico, però non è che ci sono le note dolenti, edifici pericolanti, diroccati. Hanno fatto un consiglio in prima municipalità questa mattina. Noi abbiamo seguito con il nostro immancabile Tonino De Bana. Fatiscenti abbandonati, pericolanti, a volte seria minaccia, persino per i passanti. Sono gli immobili del centro storico di Catania, una crescente emergenza figlia del tempo e non solo. Case diroccate quasi fantasma ai più e messe in sicurezza, si fa per dire, con transenne e pannelli quasi beffardi. Uno di questi recita testualmente: Catania è vita. Siamo in via Plebiscito 700, dove il marciapiede è off limits da diverso tempo. Certo, già è paura, che non si può passare più, io abito qua. Ma qua è una chimera, mia moglie quando passa si spaventa. Da via Plebiscito a Santa Maria delle Salette, la casa che vedete ha già subito un crollo e dopo un approssimativo intervento le macerie sono state accatastate nel pericolante balcone, attende che qualcuno si attivi per la messa in sicurezza. Nessuno è intervenuto, le istituzioni sono state interpellate ma ancora non è successo niente. L'unico intervento fatto è aver transennato il marciapiede, ma a cosa serve? Non serve a niente perché le transenne sono state tolte, perché qua c'era soltanto il passaggio pedonale. Ad alzare il velo sulla questione è il consigliere del primo municipio, Giuseppe Buglio. C'è un problema di incolumità pubblica, bisogna risalire ai proprietari e diffidarli, perché questi immobili cadono a pezzi. Poco prima di mezzogiorno la mozione è stata portata e discussa in aula, dove è emersa tutta la sua gravità. È un problema che persiste da tempo e tanti sono gli edifici presenti con questa problematica. Da qui l'urgenza di un censimento aggiornato ed un piano condiviso tra comune e protezione civile. Una cosa seria questa, sindaco. Una cosa seria, ma che chiaramente conoscevamo. Focalizziamo i problemi. Quanto detto dal consigliere della prima municipalità è una questione che noi già da tempo affrontiamo, c'è l'individuazione dei proprietari. Il tema è che la gran parte di costoro o è impossibile trovarli perché si tratta di eredità disperse nel I proprietari, stiamo dicendo. Sì. Oppure si tratta di soggetti nullatenenti che non possono quindi adempiere all'obbligo di mettere in pristino in condizioni di sicurezza l'immobile. Voi potete intervenire? A quel punto dovremmo intervenire, ma con risorse nostre. E quindi diventa ovviamente tutto più problematico. Per quanto riguarda via Santa Maria delle Salette, perché quel signore che è stato intervistato mi ha contattato 2 volte, è una persona estremamente affabile che desidera si risolva un problema per la collettività e non solo per sé. Io su questo ho già avviato una richiesta di intervento a danno, significa che noi diffidiamo il proprietario e poi interveniamo a danno, ma lo possiamo fare solo ed esclusivamente in pochissime aree, in pochissime zone. Perché lì avete individuato il proprietario? Sì, ma che comunque ci obbligherà a un esborso di denaro. A danno, però come siccome, si dice. esatto, siccome comunque lì c'è un problema più immediato di incolumità pubblica, perché a ridosso di una strada, Abbiamo visto. laddove è transennabile, sebbene sia una condizione di degrado sgradevolissima a guardarsi a vivere, però non pensiamo che noi abbiamo questi soldi per poter intervenire a ripristinare i palazzi fatiscenti, quindi dobbiamo trovare la giusta misura fra quel che è più immediato compiere e invece le altre cose in cui speriamo che poi i proprietari si attivino. San Cristoforo rappresenta un problema da questo punto di vista perché sono tantissimi gli edifici privi di soggetti attualmente proprietari, proprio per una dispersione nel corso delle generazioni. Nel corso delle generazioni c'è stato un frazionamento determinato da quote ereditarie mai riscosse, mai acquisite, quindi c'è un problema che dovremmo in qualche modo affrontare prima o poi, però come abbiamo sempre detto fin dal primo giorno, i problemi sono tantissimi, dobbiamo imparare a concentrarci su quelli che possiamo risolvere e quelli che non possiamo risolvere considerarli come
linee di una pianificazione futura, nella speranza che nel frattempo si trovi una condizione migliore da un punto di vista finanziario, ma che qua deve essere più che migliore, deve essere florida. Quindi messa, diciamo, in agenda, diciamo. Si avvicina il ponte di Ognissanti, venerdì si inaugura la Fiera dei Morti, questo è un appuntamento irrinunciabile per noi catanesi, ma non soltanto. Ci sono problemi per la viabilità lì però? È naturale, sono problemi per la viabilità, per cui è previsto che ci sia un modo sforzo della nostra polizia locale, che ovviamente andremo a distrarre da altre zone della città che meritano altrettanta attenzione, però si tratta di un punto nevralgico, visto che ci sono anche coloro i quali si dirigono all'aeroporto che non possono perdere l'aereo per effetto di questo traffico. Oramai per noi è una tradizione che forse sta perdendo un poco quel sapore un po' più genuino del passato. Che è colpa di Halloween? No, non è colpa di Halloween, è colpa dei mutati interessi del mercato, nel senso che oramai ci sono tantissimi rivenditori cinesi, sempre meno italiani. Non è questo lo schema che ci siamo immaginati nel passato, però è come tutte le tradizioni i catanesi ci vanno, sono felici di andare ed è giusto che quindi si coltivi questo momento anche perché di aggregazione. Poi la questione dell'ubicazione di questo mercato, il nostro obiettivo è quello sempre, lo ricordiamo, dell'area ex ente fiera, una volta che la rileveremo e qualificheremo sarà destinata come area eventi anche a questo, fino a quel momento dovremmo patire questa situazione un po' al limite. D'accordo, non decolla, per chiudere prima della pubblicità, il parcheggio Famà. L'abbiamo visto spesso desolatamente vuoto, allora, è per questo che abbassate le tariffe? Sì, desolatamente vuoto, in effetti non è proprio così, perché io lo frequento e le macchine ci sono, ma non è come noi speravamo, per cui abbiamo ridotto le tariffe, per cui adesso rispetto al passato la massima tariffa giornaliera diventa di 3 euro per tutta la giornata, ecco. Ma soprattutto deve essere messo a sistema con un'idea più integrata di mobilità sostenibile. Fino ad oggi alle 12 ho avuto un appuntamento importante per immaginare una linea di sviluppo del traffico basata su un criterio del tutto nuovo, ma che neanche anticipo perché devo parlarne prima. Ma è un segreto. No, non è un segreto. Dobbiamo cercare di individuare delle soluzioni per portare quante meno macchine all'interno dell'area urbana, in modo che così nessuno si possa lamentare che manchino i parcheggi, perché a quel punto se tu fai entrare 3/4 di macchine in meno, saranno meno le macchine che avranno esigenza. Ci vuole un poco di collaborazione dei cittadini. Dico sempre che l'uomo, senza che questo magari non vorrei che qualcuno offendesse travisando, noi apparteniamo al regno animale e quindi siamo comunque una specie soggetta anche noi alle capacità adattative ai fenomeni esterni, pertanto ci adattiamo sempre e dobbiamo noi adattarci a un nuovo schema in cui capire che dobbiamo essere più bravi a immaginare scenari alternativi, per esempio il carpooling, stare 4 in macchina anziché una sola persona, provando attraverso delle applicazioni a individuare vicini che devono scendere allo stesso orario nostro in città per andare vicino dove dobbiamo andare noi. Non ha senso che una persona prenda una sola auto. Questa è una cosa che anche in famiglia io sto cominciando a praticare, nonostante noi abbiamo il garage in studio. È già una settimana che mia moglie mi scende con me per poi muoversi a piedi in tutta quanta la città e poi la sera tornare insieme, perché non ha senso portare un'autovettura in più nel momento in cui c'è la possibilità di percorrere la città. A onor del vero questo è un problema di tutte le città, non è solo di Catania, perché un po' tutti facciamo così. Va bene, adesso facciamo una pausa, poi tocca a voi. Il WhatsApp 342 74 55 005, la mail sicilia24focus @telecolor.it, la vedete lì sul lato sinistro dello schermo. Vi aspettiamo a pochissimo, state con noi. Tornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, che ringraziamo ancora e che è pronto per rispondere in diretta ai vostri WhatsApp. Operatori mercato di Picanello indignati per le condizioni disastrose, pessime, sporche del mercato rionale del mercoledì mattina. Qui siamo a Picanello, mercato. Sì, ma non ho capito se chi scrive è un operatore, perché vorrei tanto sapere chi è che lo sporca, non lo sporco io.
lo sporcano gli operatori, a meno che non Gli sia... operatori? Certo, è naturale, sono loro che lasciano quello che lasciano alla fine. L'altra volta mi hanno mandato il video di un mercato, non mi ricordo dove, in cui alla fine gli operatori puliscono tutto quanto il mercato. Quindi questo è un bel esempio. Presumo che sia invece un residente che è giustamente indignato di quello ecco, che trova. E allora in provo questo anch'io. caso lo comprendo, perché altrettanto io sono indignato. È un tema che sto provando ad affrontare, ma non è facile con tutti i mercati rionali, perché c'è questa riluttanza a essere un pochettino più di aiuto agli interessi della collettività, perché dovunque le cose funzionino sono gli stessi operatori che poi si premurano di lasciare il mercato pulito. Lo ripeto alla noia, se noi prendiamo alcune piazze del nord Italia in cui si svolgono il mercato, da Verona a Padova a Bolzano, un minuto dopo la dismissione del mercato, là dentro è pulito come se non fosse passato. È solo esclusivamente responsabilità degli operatori, oppure anche del servizio, diciamo, No, il servizio di raccolta poi subito provvede, ma è chiaro che da quel momento fino a quando provvedono, Piazza Carlo Alberto, c'è un'ora dal momento in cui staccano gli operatori, quindi dalle 14 fino alle 15, che è una cosa disgustosa. Entrare in quella piazza è stomachevole. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi cerchiamo di essere più rapidi. Signor Sindaco, via Plebiscito è terra di nessuno. I marciapiedi solo per divani, macchine, tavolini, focolari, anche i focolari. I pedoni devono camminare in mezzo alla strada. Questa è via, abbiamo detto, Plebiscito. Però forse questo telespettatore si sarà accorto che da inizio settimana ci sono 2 pattuglie appiedate su via Plebiscito che percorrono la strada cercando di garantire una migliore condizione di fruizione, pur con le difficoltà che ben si immaginano, perché lì è stata, come ha scritto giustamente, terra di nessuno per troppo tempo. Noi dobbiamo essere bravi anche a capire che non si può rivoluzionare i costumi di un intero quartiere in pochi giorni, deve essere graduale questo passaggio, e quindi rispetto a una situazione in cui ciascuno ha pensato di far quel che vuole, la presenza di 2 pattuglie di vigili possono sembrare poche, ma comunque queste No, funzionano da deterrente, come? Assolutamente. Ci auguriamo consentano una migliore situazione, anche perché mi risulta, ma sto facendo fare una verifica, che molte delle auto nei marciapiedi sono auto spesso abbandonate, prive di assicurazione, e quindi in quel caso provvederemo alla rimozione. Ma anche lì è un lavoro estremamente lungo, perché abbiamo assunto 180 vigili urbani, ma ce ne vorrebbero forse 2800 in una città come Catania. Però Sindaco, l'idea della pattuglia, come si dice? Appiedata. Per me è vincente. Ma è anche in altre città. E lei pensa di intensificarla questa? Allora, intensificata perché ci sono 100 pattuglie al giorno, 50 pattuglie al giorno divise fra mattina e pomeriggio, distribuite nel territorio, che creano anche la condizione per percepire una presenza dei nostri agenti di polizia. Ieri vedevo 2 dei nuovi assunti che facevano tutto il lato Piazza Duomo fino a Piazza Sesicolo e via Vittorio Emanuele, più volte fermati dai turisti, quindi davano informazioni, e anche un qualcosa che consente a chi viene da fuori, oltre che ai nostri cittadini, di percepire una presenza del comune, e pertanto è un qualcosa che valuto favorevolmente. Bene, molto bene. Quella è una strada che interessa a tutti. Signor Sindaco, perché non mette, a proposito, dice, dei vigili in Borghese per multare i padroni dei cani che lasciano deiezioni canine nei marciapiedi? Qualche volta ne abbiamo parlato già. Allora, con estremo rispetto, ma proprio per quello che ho detto pochi secondi fa, i 2800 vigili dovrebbero diventare 4008. Ma è possibile che noi dobbiamo agire con il bastone nei confronti di chi dovrebbe semplicemente limitarsi a fare i propri doveri? Se noi dovessimo sanzionare tutti i catanesi che non compiono il proprio dovere, ogni giorno, dalle piccole distrazioni agli abusi più importanti, avremmo migliaia di eventi da andare a reprimere, e non è possibile, non è questo il sistema. Per far funzionare la città ci vuole anche una progressiva
progressiva attività di persuasione, ma posso garantire ai concittadini, ma non ho bisogno di farlo io, loro stessi lo vedono, che comunque c'è una situazione di maggior ordine che si guarda sempre di più nei semafori pedonali, la gente in fila. L'altra volta notavo allo stadio fila ordinatissima, mentre prima c'erano sempre quelli che passavano, scavalcavano, fila ordinatissima, perché la gente si sta convincendo, non certamente grazie a me, ma per un effetto di evolutivo naturale, che alla fine se ciascuno fa la propria parte la città può solo beneficiarne positivamente. Grazie Sindaco, andiamo avanti con altri WhatsApp. Buongiorno signor Sindaco, a che punto stanno i lavori per la metro fermata Palestro? Per quanto riguarda la metro fermata Palestro, è stato annunciato la settimana scorsa, termineranno i lavori da un lato per proseguire fino a Piazza Sesicoro con la chiusura dei lavori in via Reclusero del Lume, cioè la via Reclusero del Lume sarà consegnata entro Natale alla città. Si pensa a questi lavori di terminarli nell'area di Piazza Sesicoro entro il 2026. Quindi entro l'anno che verrà. Esatto. Okay. Per quanto riguarda i lavori che vanno verso Piazza Palestro, perché ogni volta confondo i vari lotti in appalto, però anche questo qui, se non ricordo male, era quello che si era aggiudicato CMC, eppure per questo hanno trovato l'impresa che ha rilevato CMC perché è fallita, eppure per la tratta fino a Palestro si sono impegnati ad accelerare, se non ricordo male, anche quello entro il 2026. Perché quello aveva provocato un rallentamento. Non solo il fallimento, ma perché c'era stato il crollo di via Castromarino, tutte quelle questioni che ben conosciamo che hanno determinato uno stop protrattosi per anni. Andiamo con altri messaggi. Buongiorno signor Sindaco, vedo quante ce ne sono, a decine. Le confermo che ancora il semaforo pedonale uscita metropolitana Nesima, installato allora, se parliamo di quello di viale Lorenzo Bolane, credo che sia quello. Proprio ieri in consiglio comunale mi hanno posto la questione, mi sono informato perché ero sicuro che fosse stata risolta la situazione, e invece i lavori cominceranno entro questo fine settimana o inizio settimana prossima. Quindi è una risposta, diciamo così, in tempo reale. Quelli in viale Bolano sì. Enesima, credo di sì, dovrebbe essere quello. Vediamo ancora, buonasera, quando inizieranno i lavori in via Porta di Ferro alla Civita, ci saranno dei parcheggi per i residenti? Domanda. Ci sono due domande qui. Sì, allora per quanto riguarda l'inizio dei lavori in via Porta di Ferro non so indicare perché è stato, credo che sia in fase di aggiudicazione dell'appalto, è stata fatta la gara, stanno verificando le offerte e si provvederà all'aggiudicazione. A quel punto ci sarà la consegna dei lavori e l'inizio, ma naturalmente prima che tutto questo avvenga faremo una riunione con i residenti e con gli operatori proprio per informarli dei passaggi del lavoro, quindi delle singole tappe, e nonché verificare con loro quello che stiamo per fare materialmente. Quindi poi i parcheggi se ne parla dopo? Sì, perché parcheggi non sono previsti con questo lavoro. Ecco. Con questo lavoro non sono previsti, però nel frattempo ci sono, e di questo dobbiamo parlare, non ho parlato prima quando abbiamo parlato di Piazza Turiferro, non dimentichiamoci che tutto va a incastonarsi in un contesto in cui stiamo anche pensando alle alternative con i parcheggi. Pertanto via Luigi Sturzo, parcheggio dell'MT in fase di realizzazione per mi pare 260 mezzi. Via Luigi Sturzo nel frattempo la MT sta prendendo in affitto un'area di Istica e quindi consentirà il parcheggio per 60 mezzi. Quelli di Corso Martiri, questa è una notizia di sabato scorso, vogliono accelerare per sperare entro la prossima primavera, se i percorsi amministrativi saranno tutti definiti, di cominciare la realizzazione del parcheggio in Piazza della Repubblica, altri 250 posti, 500 posti lì solamente. È chiaro che uno a quel punto alla Civita, che si trova a pochi metri, non ha bisogno di parcheggiare, perché i posti che nel frattempo avremo in Piazza Petrolupo, che saranno resi liberi anche dal fatto che la polizia amministrativa andrà via e quindi si libereranno tutti quegli stalli. Insomma, ci saranno un'ottantina, centinaia di posti disponibili, visto che molti che parcheggiano lì potranno parcheggiare invece nelle aree che ho detto prima. Perfetto, andiamo avanti. In via San Giuseppe l'Arena, detta la strada dei tombini vergognosi, mi spiega il senso di quei binari da 40 anni in disuso, pericolosissimi per moto e macchine. San Giuseppe l'Arena. Non ha alcun senso, ma nello stesso tempo non è un intervento che noi possiamo programmare, perché non potremmo farlo con risorse eterofinanziate.
o perlomeno mi esprimo dubitativamente. Voglio vederlo. Non è vostra competenza? No, è nostra competenza, perché credo che sia nostra competenza, nel senso che la strada di via San Giuseppe all'Arena è strada comunale. Non provinciale. Se è una cosa che dobbiamo fare noi la verificherò, non è un tema che fino adesso avevo focalizzato. Allora, i nostri messaggi servono anche a questo. Ho anche difficoltà in questo momento a ricordarmi, ma questo è colpa mia, dove si trovino questi binari, devo guardare meglio. Benissimo, noi ci fermiamo qui, il nostro tempo è scaduto, ringraziamo il sindaco per essere stato con noi, adesso ha degli impegni, sappiamo, internazionali. No, sembra che poi vada alla Casa Bianca, no, c'è una fiera sulle Smart Cities a Barcellona, che è una cosa molto importante per i progetti che possono nascere, e poi il mercoledì successivo c'è il convegno dell'ANCI a Bologna di tutti i comuni italiani. E noi non mancheremo poi di aspettarla per il terzo mercoledì. Grazie ancora. Tutto bene, ci vediamo il 19, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, la programmazione prosegue, grazie, eccoci qua.